cominciando a fare la gita per vedere. Ok, lì siete a fuoco. Adesso carico la carta e quando faccio lo scatto vi avviso. È una prova, siamo noi. Che cosa emozionante. Bene? Allora adesso vi faccio vedere. Faccio la foto a contatto. Questo qui è dove si fa il negativo, no? Ok? E si sposta per mettere a fuoco. Ok? Qui dentro c'è la carta fotografica. E qui adesso facciamo la stampa a contatto. A contatto che si faceva una volta nei laboratori, no? Questa è una prova che ho fatto ieri. Allora, questo lo mettiamo qua. Ma il negativo rimane o il negativo si distrugge? No, il negativo rimane sempre, posso fare tutte le copie che voglio. Sì, sì. Allora, adesso io devo pensare. Il negativo, questo qui lo appoggio qui, perché sotto devo mettere una carta vergine, sopra metto il negativo, questo lo chiudo e accendo una lucina qui per 10, 20, 30 secondi. Adesso la prima anche di questa dobbiamo vedere quanti secondi fare, no? Ok? Adesso curioso, potevo lasciare un po' di meno nello sviluppo, ma direi bene. Potete guardarlo. Il cassetto è libero, lo devo alzare di su così o lo devo tirare? Devi tirarlo verso di te, però devi togliere quel fermo, se non togli il fermo non ti viene. Ok, ho preso. È combinato? Sì, sì. Il telaietto c'ha il coso. Abbassi il telaio, no? Poi devi prendere la carta e sentire l'angolo e metterlo all'interno del telaio dove senti l'angolo con le dita. Ok. Altro giorno.